Ale, mi vuoi aiutare? Cioè, io so che quando io mi arrabbio, in questo momento lo ero, tu hai paura. Però in questo momento aiutami, di la tua, di qualcosa, prendi posizione. Aspetta, fammi parlare, stiamo a parlare. Parliamo. Ormai, amici miei, la gente in casa tiene tutti i tipi di animali: cani, gatti, porcellini d'India, porcellini normali, merli, scimmie e pitoni. Pensate, i nostri vicini addirittura avevano 2 boa. Una volta a Natale passarono per la finestra ed entrarono da noi. Quando li vide, mia nonna disse a mio nonno: Pasqua, è vero che a tavola siamo tanti di noi, ma sti capitoni che hai pigliato sono troppo grossi. Pensate, amici miei, ho incontrato la vicina di casa con un maiale al guinzaglio. Ho detto: signore, che fa? Va in giro con un maiale? Ma ha risposto: è perché prima non andavo in giro con quel porco di mio marito. Ma il vero animale domestico, signore e signori, è la zanzara. Ormai questa zanzara ci stanno d'estate e d'inverno. Si sono organizzate, vengono 2 alla volta, come ladri. E di meno una entrata, uno faceva il palo e l'altro dava il morso. Ma è possibile sto fatto? Agli animali vogliamo più bene che ai mariti e alle mogli, è vero? Mia zia disse a mio zio: tu al cane lo porti fuori 3 volte al giorno. Con me sei uscito una volta in un mese. Disse a lui: e lo vedi? Una volta siamo usciti. Ha risposto lei: sì, mi aveva portato dal veterinario. E quello è il medico di famiglia. Oggi anche il cibo dei nostri amici animali è cambiato. Per fortuna. Le scatolette sono gourmet. Patè di anatra con vellutata di aromi, pollo con radicchio e menta. Ma com'è? Una volta era il gatto che si mangiava quello che lasciavo io. Oggi sono io che mangio quello che ha lasciato il gatto. Giustamente, meglio a loro che a noi, meglio a loro che a noi, e sono più umani. Allora io vorrei concludere dicendo: non esageriamo, dobbiamo difendere e accettare gli animali per quello che sono. Loro ci accettano per quello che siamo. Pensate quanto ci devono amare. Faccio parlare. Perché l'unica cosa che gli animali chiedono è essere amati, solo quello, solo quello.